Cerco di prendere anche il microfono, mi sembrava una cosa così informale, fatto senza microfono. Meglio, meglio. Ecco. Allora, buonasera. Abbiamo il secondo appuntamento dedicato a Leonardo, che questa sera parlerà della parte geniale, inventiva del Leonardo progettista e anche in parte costruttore, no? In qualche modo. Abbiamo una relatrice che è una nostra docente, che per il secondo anno ha offerto un corso in collaborazione con una collega, ha offerto un corso molto interessante intitolato 6 sensi in 4 lezioni e l'ha tenuto con l'amica biologa Milvia Morocutti. Vi racconto di Stefania, dottoressa Stefania Del Frate, abita a Palmanova, un marito e una figlia grande che lavora a Milano. Non sembrerebbe, io sempre guardo. Ecco. Ha seguito un percorso di studi di impostazione scientifica, una laurea in fisica a Trieste, una specializzazione in fisica sanitaria con indirizzo ambientale conseguita a Bologna. Da una ventina d'anni lavora come tecnico ambientale presso l'ARPA FVG, dove si occupa di radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, diffusione di inquinanti in atmosfera, valutazione di impatti ambientali e sviluppo sostenibile. Coltiva una buffa passione, dice lei, io non la trovo buffa, è bella, una passione per le prove degli spettacoli teatrali. Partecipa alle attività di compagnie teatrali amatoriali, quindi recita, e non solo prove, ecco, va anche in scena. Ha l'onore di tenere già presso Lute questo corso di cui vi parlavo. Quindi questa sera abbiamo giovedì scorso visto Leonardo dal punto di vista pittorico, ma in maniera molto interessante ed esaustiva, e questa volta parliamo di Leonardo inventore, costruttore. La tenacia, dice lui, e non la perfezione è l'elemento chiave di Leonardo. Lui insiste, dei tentativi sulle sue pagine, tanti, di operazioni di aritmetica, di frasi latine, di studi di meccanica, di ottica, una prova del suo impegno costante nel voler imparare. Sapete che lui temeva di non aver ricevuto una cultura, chiamiamola importante, completa, e forse si sentiva più preparato dal punto di vista pittorico che non dal punto, credo, ingegneristico. Nei tanti fogli, disegni e appunti troviamo centinaia di soggetti straordinari, ingranaggi, macchinari. Sono riproduzioni di scene osservate dal vivo, in cantieri, in falegnamerie, un po' come fossero le fotografie del nostro tempo. Lui guardava i fenomeni naturali, guardava lo scorrere dell'acqua, gli animali, i volti, i corpi umani e anche le macchine. E da questo suo osservare nasce questo suo modo speciale scientifico, prima che la scienza ufficiale avesse una codificazione, arriverà con Galileo più tardi. E lui osservava, riproduceva su carta, aggiungeva particolari e inventava queste cose aggiunte, erano le sue invenzioni. Molti hanno tentato di ricostruire, no? Dopo lo dirà il suo non tutto è ricostruibile. Alcune cose alcuni disegni, leggo, celano dei piccoli malfunzionamenti che forse lui non ha controllato, non ha provato, ma lui ci provava a vedere se queste cose funzionavano. E molto di quello che lui ha sperimentato per noi oggi sembra quasi qualcosa di consueto, no? Le macchine che lui ha voluto fare. Quindi entriamo in questo mondo, grazie alla dottoressa Del Frate. Buonasera. Grazie, buonasera. Perfetta l'introduzione, non avrei potuto sicuramente dire meglio. Dunque, abbiamo detto la Leonardo e la meccanica. Mi hanno detto di parlare al microfono. Ok. Allora cerchiamo, appunto, abbiamo un'oretta qualcosa per poter un po' sviscerare questo tema che comunque è anche abbastanza noto, insomma. Comunque noi ci proviamo. Innanzitutto sono due, no, le cose, uno è Leonardo e l'altro la meccanica, quindi per prima cosa cerchiamo di capire che cosa sono.
Per Leonardo ormai siamo arrivati alla fine di quest'anno con ormai 500 anni dalla morte, quindi sappiamo praticamente tutto, no? Ecco. Però insomma alcune tappe fondamentali, cioè a parte la nascita, dopo la bottega presso il Verrocchio, il periodo milanese, poi un po' le peregrinazioni l'Italia del Nord, poi il ritorno a Firenze, il passaggio a Roma e poi la morte in Francia. Insomma, non serve dire tanto perché ne abbiamo saputo in tutte le salse ormai, no? Quello che fa Leonardo. Ecco, forse un po' meno noto è che cos'è la meccanica, no? Allora, qui queste, vi giuro, sono le uniche formule che metterò, no? Quindi, però era importante introdurlo in questo modo. La meccanica, per definizione, è proprio la scienza che ha come oggetto i moti, i cambiamenti di moto e le condizioni che li determinano. Quindi questa prendila così, Marilena, perché lei mi fa questi occhi, insomma, che non capisce, no? Però questa è la definizione, quindi che per capire meglio didatticamente si suddivide in tre parti. Una è quella che viene chiamata la geometria fisica, ossia anche l'algebra lineare, insomma quello che tratta di dove stanno i corpi e di come si muovono. Vengono utilizzate in genere queste formule, che sono questi disegni, che sono i vettori che permettono di capire come si muovono gli oggetti nello spazio. La seconda parte è quella che è la cinematica e tratta dei cambiamenti di posizione nello spazio, quindi una parte è la posizione nello spazio e l'altra come si muovono nel tempo questi oggetti. Quindi viene introdotto il concetto di tempo, in questo caso abbiamo la legge oraria che descrive un po' come si muovono gli oggetti. E la terza parte è la parte della dinamica che tratta delle cause del moto e quindi delle forze. Ecco, ho messo volutamente questi disegni e queste formule perché i vettori al tempo di Leonardo no, non esistevano, dobbiamo andare a aspettare circa un centinaio d'anni, insomma, con Stevino. La legge oraria no, neanche questa, insomma, finché non arriva Galileo, che anche lì non ci siamo, quindi è anche lì da capire un po' meglio. Figuriamoci la dinamica, insomma qua le forze proprio, no, in particolare la formula differenziale, no, il calcolo differenziale arriva con Leibniz, quindi 200 anni dopo, no? Quindi siamo veramente un po' indietro, insomma, che cosa si sapeva al tempo? Si sapeva quello che aveva scritto Aristotele, insomma, sulle forze, quindi e sulle sostanze. Ci sono 4 tipi di sostanze: l'aria, l'acqua, il fuoco e la terra. Ogni sostanza ha un luogo suo determinato, questo secondo Aristotele. L'acqua e la terra stanno in basso, l'aria e il fuoco stanno in alto e queste sostanze sono naturalmente portate ad andare verso il loro luogo, no? Quindi se c'è dell'acqua questo va in basso, se c'è il fuoco questo va in alto e così via. E che cosa succede? Se invece c'è un accidente, un qualcosa che vuole spostare queste sostanze dal loro luogo naturale, questo deve agire a contatto con l'oggetto in modo da trascinarlo via. Capite che c'erano dei problemi su questo, non so, ad esempio uno lancia una freccia, no? La freccia non è che c'è sempre qualcosa che la spinge, no? Ecco, questo succede perché, secondo Aristotele, perché lei fende l'aria ed è l'aria che, spostandosi dietro la freccia, la spinge di continuo. Ecco, c'erano tutte un po' queste lucubrazioni, no? Ecco, ai tempi di Leonardo già si cominciava a capire che non era proprio così, insomma, fu introdotto il concetto di impetus, no? Che un po' l'abbiamo ancora oggi, lo troviamo qui nella quantità di moto. Però vi ho detto, questa è l'unica cosa che volevo introdurvi, un po' difficiletta, ecco, insomma. Mi interessava farvi capire che non c'è niente di tutto questo, no, al tempo di Leonardo. Quindi vediamo che cosa c'entra Leonardo con la meccanica, qual è la meccanica di Leonardo. E per farlo cerchiamo di capire un po' qual era la situazione al tempo. Allora, Costantinopoli era appena stata presa da Maometto II e i turchi ottomani stavano andando a fare le loro scorribande
e quali sono gli ambienti che ci interessano. C'era stata la pace di Lodi tra Milano e Venezia, quindi c'era un momento un po' di calma, no, in questo momento, e Firenze si stava crescendo con il commercio, insomma anche con il governo di Lorenzo il Magnifico. Poi abbiamo la stampa, abbiamo Magonza che è presa come punto, insomma, di riferimento della prima, dove nasce la stampa nel mondo occidentale. Gutenberg con le tesi di Martin Lutero, ovviamente, e la scoperta dell'America, le caravelle che partono da Palos de Frontera, la frontiera. Vabbè, e questa è un po' la situazione, quindi una situazione un po' in movimento e molto vivace, insomma. E la cosa interessante è che c'è un momento di pace con questo governo di Lorenzo il Magnifico e si sviluppa proprio a Firenze, dove c'è Leonardo in questo periodo. Perché ho scritto Mortegliano? Giusto, grazie. Perché mi è capitato di recente, no, di andare a vedere il Duomo di Mortegliano con una gita che mi hanno proposto, e mi hanno raccontato che la prima scorribanda dei turchi era una delle più disastrose, insomma, pesanti, qui nel territorio 1477, che è distrutto fuori tutto, e una successiva 1499, e gli abitanti di Mortegliano si sono organizzati e si sono chiusi attorno alle loro mura, e difatti sono riusciti a sopravvivere, no? Quelli che erano rimasti fuori sono morti, no? E loro hanno fatto un voto, no, alla Madonna, hanno detto: se viviamo costruiremo una pala alla Madonna, e infatti abbiamo la pala del Martini, no? Ecco, quindi l'avevo messo anche recentemente, ho fatto questo. Esatto. A questo punto, ecco, che cos'è questo? Questo qui è il luogo dove si dice che ci fosse la bottega del Verrocchio, no, a Firenze. Allora, Leonardo è un figlio illegittimo e non può seguire la carriera del padre, che è notaio, quindi uno delle massime sfere. E che cosa decide il padre? Quando muore il nonno, si trasferiscono a Firenze e arrivano dopo un po' di anni, aveva circa 12 anni, dopo qualche anno lo manda alla bottega del Verrocchio, che poi il Vasari dice era un suo grande amico, non è che era proprio, esagera sempre un pochettino Vasari, non era proprio un suo grande amico, lo conosceva. La bottega del Verrocchio però era una delle più importanti di Firenze, aveva un sacco di commesse. E le botteghe a quel tempo erano un microcosmo, si entrava lì, si faceva proprio un contratto con il maestro di bottega, e agli allievi meritevoli, insomma, si davano anche dei soldi, no? E quelli invece un po' così dovevano pagare per andare lì. Si prendeva anche si imparava a leggere, a scrivere, chi non sapeva, a far di conto, insomma, ma si imparava proprio il mestiere. E qual era il mestiere? In questo caso si imparava a disegnare, a dipingere, ma si imparava anche a costruire le cose basilari che servono ad un artigiano, che servivano ad un artigiano a quei tempi. Qual è stata una delle cose più interessanti, no, che è capitato di vedere a Leonardo quando è arrivato lì in bottega dal Verrocchio, è una grossa commessa che ha avuto il Verrocchio, che era la costruzione della palla dorata che sta sopra la cupola di Santa Maria del Fiore a Firenze. Eccola qua, no? Questa l'ho trovata su internet, c'è un omino adesso che entra, esatto, che è incaricato di fare la manutenzione di questa palla, no? La palla è stata incaricata alla bottega del Verrocchio di costruirla nel 1468, è finita nel 1471, quindi in 3 anni. Ha un diametro di 2,30 m, pesa 18 quintali, e insomma bisognava costruirla e metterla lì, ma soprattutto bisognava saldarla, insomma, non è che un pezzo tirarla su. Chi ha detto come farla, cioè chi ha detto come bisognava tirarla su? Brunelleschi stesso, insomma, aveva proprio lui era già morto quando ormai hanno fatto la lanterna e l'ha messo sulla palla, però aveva dato disposizioni di come fare, ecco. E quindi sono state seguite queste disposizioni, ma la bottega del Verrocchio aveva il compito di saldare i pezzi di questa lanterna.
i pezzi sono molto grossi, non è che si saldano, non c'era il cannello per saldarli, no? Quindi bisognava inventarsi qualche cosa. E venivano utilizzati quelli che vengono chiamati gli specchi ustori, no? Cioè, quindi sono questi specchi che sfruttano la riflessione dei raggi solari, che li concentrano in un punto, proprio in quel punto lì dove si saldano. La cosa è stata veramente scioccante per tutti, credo, no? E quindi anche per Leonardo, che se l'è ricordato anche da vecchio. Allora che cosa ha fatto? Innanzitutto si è messo a scrivere, no? a riportare nelle sue carte tutta una serie di studi sugli specchi ustori, no? Questo è un esempio, no? Questo è uno specchio concavo ed non è propriamente uno specchio parabolico, solo gli specchi parabolici, solo la forma parabolica concentra i raggi nel fuoco. Come vedete qui non vengono sparpagliati, non vengono concentrati nel fuoco, però lui fa tutta una serie di studi su questo, di come deve essere la curvatura dello specchio per ottenere il risultato. E infatti questi sono altri studi che lui fa, e qui vediamo che c'è lo specchio parabolico e ci sono altri modi, insomma, che vengono analizzati da Leonardo proprio per capire come utilizzare questi specchi. E dicevo, se ne ricorderà fin da vecchio, perché a questo punto questo è un manoscritto G, foglio 84V, che lui scrive quando è a Roma, quindi ormai da vecchio, e dice in quel caso il progetto era quello di creare degli specchi in modo tale da scaldare l'acqua in una caldaia, no? Da poter utilizzare quindi l'energia solare, cioè siamo abbastanza avanti, insomma, per poter utilizzarla poi in una tessitura. E la cosa non andò in porto, insomma, si fermò prima. Però lui comincia a studiare la cosa e scrive questa noticina, no? Io qui ho preso questo foglio e l'ho capovolto per riuscire a leggere un pochettino, no? Si legge poco, però qua c'è scritto, quello che c'è scritto qua: ricordati delle saldature che si saldò, con che si saldò la palla di Santa Maria del Fiore. Quindi era rimasta talmente impressa, insomma, che alla fine la riporta quando ha ormai 60 anni, insomma. E questi ovviamente quando bisogna saper usare lo specchio parabolico, lo specchio concavo, bisogna anche farlo, cioè non è che si andava nella bottega e si compravano, ecco, lo specchio. Quindi quello che un buon artigiano fa non solo utilizza lo specchio, ma anche costruisce le macchine per costruire lo specchio, no? E quindi anche questo è tutta una serie di studi su quanto. Sì. Allora, a questo punto vi parlavo della bottega del Verrocchio. Come si lavorava? Si lavorava con quelli che sono i quaderni di bottega o i libri di bottega. Sono dei quaderni di appunti, no? I ragazzi andavano lì e dovevano annotarsi tutto quanto, no? Quello che veniva spiegato dal maestro, quello che loro imparavano, quello che vedevano, insomma tutto lì, tutto quanto. E infatti lui fa così, e i suoi quaderni, i suoi codici non sono altro che i quaderni di bottega, che lui impara questa cosa e se la porta dietro per tutta la vita, e soprattutto annota e si ricorda, no? E poi riutilizza quello, come abbiamo visto con il caso degli specchi, anche dopo, insomma, dopo parecchi anni, riutilizza quello che ha imparato in precedenza. In questo caso, ecco, prima la Irina diceva sì, noi troviamo tante informazioni su questi quaderni, e tante sono cose che lui ha visto, e infatti così è. In questo caso c'è una storia abbastanza singolare, che proprio adesso vi leggo dove ho tratto questa cosa, che mi sono presa degli appunti perché altrimenti non me lo ricorderò mai. C'è tutto uno studio che va a cercare quali sono le invenzioni originali di Leonardo, quali invece sono quelle che effettivamente lui ha trascritto, ricopiato, ripreso, insomma. Io ho preso da questa fonte, che è Ladislao Reti, Tracce dei progetti perduti di Filippo Brunelleschi nel codice atlantico di Leonardo da Vinci del 64, insomma, abbastanza interessante. Allora in questo caso lui diceva, proviamo a vedere in questo foglio qua. Questo foglio qua è un foglio che lui scrive, vediamo qua, adesso non vorrei, sì, che lui riporta quando è a Venezia. Infatti questo qua è lo sfondacarene, è il foglio dello sfondacarene,
E questo qui, questa struttura qui, che noi vediamo esserci, cioè una vite con un sostegno e con un peso sotto, è una cosa che lui aveva già visto parecchi anni prima ed esattamente aveva riportato nel codice atlantico, ed è questa, no? Ed è il tentore singolo, un tenditore singolo, eccolo là. E allora si dice, perché questo qui non è una cosa che ha inventato Leonardo, no? Lo troviamo in un altro codice del Ghiberti, che è un contemporaneo di Leonardo, proprio è vissuto negli stessi anni. E che cosa fa il Ghiberti? Fa una raccolta di tutto quello che può essere interessante per un artigiano del suo tempo, e riporta in questa raccolta, che si chiama lo Zibaldone, no? Tanto per cambiare, e riporta esattamente la stessa cosa che riporta Leonardo dall'altra parte. E le due cose che cosa sono? Cosa sono questi strumenti? Sono strumenti che sono stati utilizzati per la costruzione della Santa Maria del Fiore da Brunelleschi, tant'è vero che troviamo queste anche nelle cantine nell'opera di Santa Maria del Fiore, che è esattamente lo stesso strumento. Stessa cosa succede per il tentore triplo, no? Che è questo, che lo troviamo sia il tenditore triplo sia in Leonardo che ancora nel Ghiberti. Sembrano più carini, no? Quelli del Ghiberti. Però ne andiamo a vedere altri, no? Questo qui è l'argano leggero. L'argano leggero, questo è sempre Ghiberti, questo qui è Leonardo. È così bruttino perché è un ingrandimento, cioè era una piccola miniatura, no? Però quello che possiamo già vedere qui è che nel disegno di Leonardo si vedono meglio queste due aste, no? Che dall'altra parte sono un po' nascoste, lo so perché è visto da un'altra direzione, perché quelle aste sono proprio quelle che servono dove vengono legati gli animali per girare l'argano, no? Quindi è importante anche vederle. Un'altra cosa che notiamo è che il disegno di Leonardo è a specchio rispetto a quello del Ghiberti, no? È messo dall'altra parte, no? Ecco, dopo vediamo se abbiamo tempo, dopo vediamo anche qualche animazione, oppure lo possiamo fare adesso se funziona, vediamo. Eccolo qua. Vedete che ci sono le due aste che girano, no? E questo solleva i pesi. Vediamo anche l'altro, già che ci siamo. Questo invece è uno spaccato, non c'entra tanto con l'oggetto che abbiamo visto disegnato, però è simile. Eccolo qua. Ecco, vedete, in questo caso c'è una trasformazione di un moto alternato in un moto rotatorio continuo, no? E così si riesce ad alzare il peso. Perché succede questo? Perché c'è un marchingegno all'interno, una ruota dentata con dei fermi che cambiano, che si attivano quando la leva va da una parte oppure dall'altra. Eccolo qua, sono animazioni fatte dal Museo di Leonardo. Spero che non abbiano tantissimo copyright. Ok. Questo è carino perché c'è anche l'animazione dello spaccato che adesso andremo a vedere. Esatto, ed è una cosa che disegna questo anche Leonardo, ed è uno dei primi, insomma, se non il primo, che disegna in questo modo, che è una cosa che invece troviamo nei disegni degli ingegneri di adesso. Ovviamente questa è una ricostruzione al computer, però molte sono anche state effettivamente costruite dal vero, li troviamo nei musei, anche nelle mostre itineranti. Ah, già che mi ricordo, ci sarà una mostra itinerante proprio su Leonardo, così mi hanno detto, no? A Palmanova in gennaio. Sì, ci saranno delle macchine che arrivano da Vinci, mi hanno detto. Bene, proviamo ad andare avanti.
Ecco, un altro caso, questo è quella che viene chiamata la colla grande nelle note, in effetti, o anche argano a 3 velocità. Anche in questo caso, quello è il disegno di Leonardo, questo è di Francesco Di Giorgio, che poi diventerà anche suo amico, e questo qui è di Giuliano da Sangallo. Anche in questo caso vedete che quello è sempre un pochettino, no? Con tante robette in giro, però è più efficace. Perché questo? Perché quella doppia ruota che si deve incastrare con la ruota che gira in verticale è un marchingegno che è stato pensato per evitare di far girare i buoi da una parte o dall'altra quando si deve cambiare, no, il verso, no? Se tirar su o tirar giù. No, ecco, quello c'è una vite senza fine che sposta la ruota, le due ruote, una volta aggancia sotto, una volta aggancia sopra, e funziona in questo, e cambia il verso di rotazione, cosa che non si apprezza, no? Non si apprezza negli altri, no? E anche in questo caso, soprattutto tra questi due, no? Vediamo che è dall'altra parte. E chi lo sa? Questo qui, ecco, questo è un altro caso, questa è la gru con la base rotonda ovviamente, qua là abbiamo Leonardo, qua abbiamo Giuliano da Sangallo e qua Alghiberti. Sembra più carino questo qui, scritto, è fatto meglio, no? Più preciso, insomma. Però che perché capiamo che è la stessa. L'innovazione in questo caso sono le viti, queste viti qua, che là si vedono, no? Qui si vede solo il buco, il Ghiberti sarà carino, però non è funzionale. Insomma, no? E cosa servono queste viti? Servono ad alzare tutta la gru e per poter inserire sotto la gru una nuova fila di mattoni per andare avanti con la cupola, no? Ecco, questo è un altro tipo, vediamo anche qui un'animazione, se funziona. Ecco, in questo caso ci sono due tipi di gru, queste si vede che alza il mattone e qua invece, e là invece c'è la gru, quella girevole, esatto, che la sposta. Sì, sì, vediamo. Certo. Ah sì, eccolo qua. Me l'ero dimenticato, grazie. Esatto. A 3 velocità, vediamo se va. Ah beh, era già finito di qua. Ok. Eccolo qui. Cioè si vede in questo caso che non si apprezzava prima, no? Il peso dove si attacca, chiaramente manca tutto il resto, insomma, però è carino anche da capirlo un po' così. Bene. Quindi che cosa possiamo dedurre da tutto questo? Eccola qua, cosa possiamo dedurre da tutto? È quello che diceva anche Rina, sicuramente scriveva all'incontrario ma anche disegnava all'incontrario, quindi era proprio una forma mentis, no? Alcuni pensavano che questo fatto di scrivere all'incontrario fosse dovuto ad una sorta di codice, no? In modo tale che alcuni non riuscissero a leggere, no? Difatti il Ghiberti utilizzava dei codici, no? Molto semplici, insomma, perché il problema della copiatura, insomma, che qualcuno copiasse, insomma, il copyright non c'era, e quindi sì. E sì, nel caso di Leonardo forse non era necessario perché comunque nessuno capiva. Ecco. Bene, qui abbiamo parlato dei quaderni, molti sono effettivamente i quaderni, la storia dei quaderni è abbastanza così dolorosa, insomma, nel momento in cui tutto il materiale che poi viene lasciato alla morte di Leonardo Melzi viene tenuto, insomma, da Melzi, ma poi suo figlio non era così appassionato, quindi li ha presi, li ha distribuiti un po' a destra e a sinistra, insomma, molti sono andati in Spagna tramite i Leoni e sono stati poi ritagliati, fatto un collage, insomma, messi da qualche parte così. E io vi ho riportato questo
questo sito, perché è il sito dal quale io ho raccolto quello che vi faccio vedere e che sono le immagini proprio dei quaderni, dei fogli, no? Ci sono quasi tutti, credo, no? Tutti, no? I quaderni, e per ciascuna immagine è stato tradotto quello che c'è scritto in un linguaggio comprensibile, si può ingrandire, insomma è veramente interessante per andare direttamente alla fonte. Dicevo, uno dei quaderni più interessanti è quello di Madrid. Sono i due codici di Madrid. I due codici di Madrid sono stati ritrovati nel 1966, no? Quindi hanno fatto molto scalpore questa cosa, e si erano persi nella biblioteca reale, no? Perché questo? Perché c'era stato un errore nella catalogazione, no? Quindi erano stati messi in posti diversi, non si capiva, insomma, quindi sono rimasti lì per tutto il tempo, nessuno li ha trovati, sono stati ritrovati appunto soltanto secolo scorso, e però sono per noi importanti perché riportano tutta una serie di immagini, di marchingegni, di formule anche matematiche che riguardano matematica, fisica, ottica, geometria, insomma architettura, ed è proprio quello che ci interessa. In questo caso quello che è interessante vedere è il fatto che una delle cose che uno degli argomenti dei quali Leonardo si è effettivamente impegnato a studiare è la questione dell'attrito, no? È importantissimo l'attrito per chi sia per un ingegnere oppure un artigiano, insomma per chiunque. Non si sapeva niente dell'attrito fino a quel momento lì, tant'è vero che la legge di inerzia non era ancora stata pensata, e lui fa tutta una serie di studi che vanno avanti veramente per molti anni. Il codice di Madrid è circa del 1500, no? Quindi uno dice vabbè, dal 1500 in poi questo comincia a studiare l'attrito. In questo caso, come si vede, ci sono queste macchine che lui cerca un pochettino di schematizzare con questi disegni, e sui quali poi cerca di fare delle valutazioni su quali può essere l'attrito. Come fa a studiare l'attrito? Lo studia con quelli che sono i banchi di prova, che sono esattamente gli stessi banchi che troviamo nelle nostre scuole, no? Addirittura nell'università, no? Adesso. E quindi c'è la carrucola, c'è il piano inclinato, c'è il peso che viene trainato e così via. Adesso questo qua si legge poco, però possiamo tentare di leggerlo. Vi volevo, se lo trovo, eccolo qua, eccolo qui. Questo è il foglio, è la rondelle, foglio 41 recto, e dice: le confregazioni, che sono, sì, lui chiama l'attrito, chiama confregazioni. Le confregazioni dei pesi sono di tante varie resistenze, cioè sono tante, no? Cioè, il modo di attrito, c'è l'attrito volvente, l'attrito radente, adesso lo sappiamo, no? E lui dice, vabbè, sono tante. Quanto sovari e corpi, sono tante quanto sovari e corpi, che insieme confregano. Ecco, sono diversissimi. Però, dice, se le superfici dei corpi che insieme si confregano saranno dense e di resistente planizia, cioè se sono dure, no, e non sono appiccicose, ecco, diciamo così, allora il contatto grande fia d'egual resistenza a quel piccolo, no? Dice non c'è differenza, non dipende dalla superficie, questo significa. La confragazione circolare fia uguale alla confragazione retta. Questa cosa, che non dipende dalla superficie, è un risultato che è stato, è una delle due leggi d'attrito, che l'attrito non dipende dalla superficie, no, ma dipende soltanto dal peso del corpo, ed è stato scoperto da Guillaume Amanton nel 1699, no? È stato attribuito a lui, no? Qualche anno dopo. Esatto. Ma non solo, c'è anche la seconda legge d'attrito che dice che dipende soltanto dai pesi, dal peso, quindi la forza d'attrito è uguale ad un coefficiente d'attrito moltiplicata per il peso dell'oggetto. Questo coefficiente d'attrito per gli oggetti, per l'attrito radente, vale circa 0,2, no? E infatti eccolo qua, no? E lui cosa dice? La confragazione di 2 φ è un quarto, no? Eccolo lì, la prima riga, no?
Cioè non solo ha trovato le due leggi, no, con un po' di anni in anticipo, ma ha anche calcolato il coefficiente d'attrito radente. Insomma. Ecco. Allora, la storia dell'attrito poi è ancora interessante perché c'è una piccola storia da raccontare, che è questa, che un professore, un ingegnere un certo di Cambridge, un certo Hutchins, qualche anno fa, dice che ha scoperto che Leonardo sapeva già delle leggi dell'attrito nel 1493, no? Quindi un po' prima del 1500. Perché? Perché scopre questo disegnetto, questo foglio, che è appunto databile nel 1493, che era stato relegato dal direttore del museo, del Victoria e Albert Museum, ad un foglio di scarabocchi. In effetti non sarebbe da dargli torto, insomma. Sì, no. Invece no, viene preso più in considerazione perché ci sono questi blocchi, come vedete in questo caso, che sono messi a volte in orizzontale, a volte in verticale, ed è proprio il modo in cui si va a studiare effettivamente l'attrito. Cosa succede se lo utilizzo, se metto questi blocchi in orizzontale oppure in verticale, quindi cambio la superficie d'appoggio ma tengo lo stesso peso, no? Ecco, questo magari si poteva anche approfondire, però andiamo avanti perché è lunghetta. Una delle altre, abbiamo detto che la storia dell'attrito lo accompagna per tutta la vita. Una degli studi che fa è come si modificano i perni dovuti alla confragazione, no? E questo è un esempio. Dice sì, si modificano in questo modo così tondo. Questo è interessante ed è un foglio che tratta proprio dello studio di come si modificano i perni e delle soluzioni che possono esserci, che possiamo avere. Possiamo andare a vedere nel dettaglio. Allora c'è questa prima sopra, là dove c'è quella carrucola, e c'è quella cosa quella che va da A a B, no? C'è scritto, e quello lì è il solco che ha fatto il perno, no? Girando sul sostegno, no? E dice: A è il polo che ha consumato il suo abuso, ecco, e l'ha consumato in giù per il peso della rota e in traverso per causa del moto che fiata al polo in verso B, cioè per la linea del suo contrappeso, no? Allora, intanto sì, no, è così, no? E quindi ecco. Poi la cosa interessante dice: beh, dobbiamo trovare una soluzione a questo. Cosa facciamo? Abbiamo visto che c'erano queste soluzioni, gli metto altre due ruote sotto che lo sorreggono, no? E quindi fanno questa operazione qua. Nutre qualche dubbio su questo, no? Infatti in questa seconda a destra, quella cosa scritta lì, c'è scritto: dice Giulio, no, dice Giulio di aver visto Magna una di queste rote essere consumata nel polo M, no? E allora se lo dice Giulio che l'ha visto, quindi no. Ecco. Invece queste due sotto sono delle soluzioni che lui trova nel caso in cui si debba fare un giro completo, serve a fare un giro completo, in questo caso soltanto delle oscillazioni, che viene applicato nel caso delle campane, no? Quelli si vede un pochettino, no? Come sono. Proviamo ad andare avanti. Ecco, questa è un'altra soluzione che trova nel caso dei perni, no? E dice: vabbè, che quando trovo un perno di questo tipo sicuramente si consuma, no? Perché poi c'è del peso. Cosa faccio? Ci metto un'ampollina dove metto dell'olio e lo faccio cadere l'olio sotto. Che cosa succede, no? Dovrebbe andare meglio, no? C'è la lubrificazione, no? Nutre dei dubbi anche su questo, no? Perché dice: dispositivo di lubrificazione automatico per assi rotanti verticali. Ok. Leonardo nutre qualche dubbio sull'efficacia di questa soluzione perché il supporto sarà rapidamente riempito, e lui dice, dal ferro che si consuma misto con l'olio e polvere, no? Intasa tutto quanto, no? Quindi non funziona neanche questo. Allora che fare? Giustamente insiste, no? Insiste, deve trovare la soluzione, no? Ecco, questa è una delle soluzioni che trova, e dice: vabbè, ci metto queste 3 sferette che così quando questo ruota fa ruotare le sferette, no? E dice: le 3 balle, no? Ecco, qui si legge proprio, no? Niente olio, solo le sferette, no? Le 3 balle, no? Le 3 balle sotto il suo peso sono meglio che torne 4. Dice: perché non 4? No, 3, no? Meglio che torne 4. Perché 3?
son con certezza e per necessità sempre tocche e ugualmente mosse da tal polo. E le 4 vi sarebbe pericolo che una di loro non fossi tocca, onde non sarebbe mossa e aspetterebbe la compagna con la quale farebbe confragazione, no? Può capitare, no? Che non la tocca, no? E quindi resta poi e poi sfrega, no? Ecco, la cosa carina di questo è che lui tratta queste palle come se fossero degli esseri umani, no? Cioè, le aspetta la compagna, no? Perché sennò, ecco. Però magari ancora, cioè 3, 4 non è ancora contento e allora eccola qua, no? E arriviamo effettivamente al cuscinetto, no? Esatto, no? Al cuscinetto a sfera, lui dice sì, che ci sono queste strutture, e vi leggo giusto ancora questa, no? Allora dice A, B, C, D ed F, no? Sono palle di legno in scambio di curri per muovere il peso. I K, L, M, N, O, P, Q sono rote impolate che tengono dette palle in regola, che fanno l'ufficio del voltare e non possono fuggire, no? Ecco, e le tengono lì, no? Sì, sì, esatto, come si tradurrebbe oggi, no? Dei fusi globoidali che ruotano sul proprio asse impediscono il movimento trasversale delle sfere che hanno tuttavia libertà di rotazione. Cioè, meglio quello di Leonardo sicuramente, no? C'è una poesia dentro che ce la scordiamo. Proviamo a vedere, c'era un funzionamento anche qua. Ah, questo non ve lo farò vedere dopo, me l'ero dimenticata. Ecco, allora, abbiamo detto che anticipa un pochettino, quello in mezzo, quello di là, ormai sappiamo è Leonardo, quello in mezzo è Galileo e questo di qua è Newton, quindi abbiamo 100 anni di differenza più o meno tra uno e l'altro, no? Il metodo scientifico ce lo abbiamo introdotto qua, no? Qua. Prima no, niente, no? Però Leonardo ha un suo metodo, no? Ha un suo metodo. E allora come facciamo a sapere che metodo ha? Perché niente? Perché Aristotele aveva detto sì, non serve andare a vedere sulla natura, perché bisogna applicare un ragionamento deduttivo, non un ragionamento induttivo, non vedere che cosa c'è la natura e poi capire che cosa succede, ma sappiamo già e poi andiamo a vedere eventualmente, no? Quindi bisognava fare questo procedimento, no? E quindi lui che cosa fa? Lui ci dice, no? Ci dice in questo caso particolare qual è il suo manifesto. Questo è il manoscritto E, foglio 55R, e ci racconta un po' qual è il suo modo di fare. Dovrebbe occuparsi in questo caso di carrucole e di paranchi, no? Perché lì ci sono queste cose. E dice: definiremo la natura delle bilance composte, così nelle bilance circolari, cioè carrucole e rote, come nelle bilance rettilinee. Questo deve fare qua, insomma, in questo foglio, no? Però dice: ma prima farò alcuna esperienza, avanti ch'io più oltre proceda, perché mia intenzione è allegare prima l'esperienza e poco la ragione di mostrare, perché tale esperienza è costretta in tal modo ad operare. E questa è la vera regola, come gli speculatori degli effetti naturali hanno a procedere. E ancora, che la natura cominci dalla ragione e termini nell'esperienza, a noi bisogna seguitare il contrario, cioè cominciando, come di sopra dissi, dall'esperienza e con quella investigazione la natura. No? Lui, cioè, dice, no? Sì, io so che la natura fa colà, no? Però io devo fare in un altro modo, insomma, no? Perché si fa così, no? Ecco, e questo lo ripete più e più volte, no? Qui l'esperienza è figliola della sapienza, no? E ovviamente non erano contenti tutti gli altri che facesse così, no? E quindi qui è uno sfogo, no? Uno sfogo, qua siamo nel codice atlantico, sebbene come loro non sapessi allegare gli allori, molto maggiore e più degna cosa allegherò allegando l'esperienza, maestra ai loro maestri. Costoro vanno sconfiati e pomposi, vestiti e ornati non delle loro, ma delle altrui fatiche, e le mie a me medesimo non concedano. E se me inventore disprezzeranno, quanto maggiormente loro, non inventori ma trombetti e recitatori delle altrui opere, potranno essere biasimati. No? Ecco, è là, ok, no? E qui l'abbiamo detta. No?
Bene, allora andiamo avanti qui, più o meno la stessa cosa. Ecco, come questa è un'applicazione di questo metodo, no? L'apporto di Leonardo alla fluidodinamica è notevole, no? Era una cosa che gli piaceva parecchio, no? Studiare l'acqua, insomma i flussi e quant'altro. E qui proprio è un'applicazione di questo. Quindi cosa c'è in questo caso? Siamo di fronte ad un recipiente pieno di acqua e ci sono 4 buchi e fa uscire dell'acqua da questi buchi, e questa è una carrucola con un peso. Che cosa deve fare di sta cosa, no? Allora lì lo spiega benissimo e dice: qui siamo nel codice di Madrid, il foglio 134 verso. Qui si dimanda quale di queste 4 cadute d'acqua è di maggiore percussione e potenza per voltare una rota, no? O la caduta A, o B, C o D. Pare a me, che ancora non l'ho sperimentata, quindi si fa delle ipotesi, no? Prima, no? Che le debbano essere d'egual potenza, no? Perché dice? Imperché io considero che se la caduta A discende di grande altezza, ella non ha dietro a sé chi la cacci, come ha D, il quale ha sopra di sé tutta l'altezza dell'acqua che la sospinge, no? Ora, se la caduta D è di gran percussione, ella non ha il peso che ha la caduta A. E così seguita in B e C, in modo che, dove manca la forza della percussione, qui si sosperisce il peso della caduta dell'acqua, no? Quindi lui dice, è la stessa cosa, no? Se io utilizzo questa o quella lassù, è uguale, perché qui ho tutta l'acqua che spinge e quindi ho la velocità del peso dell'acqua sopra. Là non ho l'acqua che spinge, però ho la caduta del flusso d'acqua, e quindi è la stessa cosa. Però dice, io non l'ho sperimentata, quindi non è che proprio sono sicuro, no? E dà delle indicazioni per sperimentarla e dice, sotto, per sperimentare tale caduta farai la rota A con la quale tu leverai un peso sopra del suo centro, tale che sia uguale a potenza della percussione o peso dell'acqua. Quindi lui dice, usa questa cosa qui, no? Che è una ruota, una carrucola, no? Ci metti un peso, no? In modo tale che questo qui si alza e si abbassa. È chiaro, questo è un discorso che facciamo anche noi adesso, perché è più facile misurare la quota alla quale arriva il peso che non la velocità dell'acqua che è lassù, no? E usa questo modo qua, no? E dice, e così sperimenterai a ciascuna sua caduta, e considera bene, dice, stare attento, le distanze di ciascuna caduta, imperché troverassi inganno nell'esperienza se non le togliessi tutte ad egual distanza dalla loro uscita. E ancora ti ricorda di avere un bottino vicino a questo, perché chiaramente l'acqua va giù, no? Allora devi sempre ributtare sull'acqua, no? Quindi è abbastanza pratico il ragazzo, no? Il quale sempre tenga il bottino che versa con la medesima quantità di acqua. E così sperimentata ciascuna caduta d'acqua e per sé medesima fia regola generale all'usato. Quindi dice, io secondo me è questo, lo sperimenterei, ti dico come farlo, stai attento delle cose e vediamo che cosa viene fuori. Non lo fa. Non lo fa. Lo fa Torricelli, no? Lo fa Torricelli, ma siamo nel 1600, insomma, quindi ecco, esatto, tira fuori il teorema di Torricelli, però noi abbiamo effettivamente, dicevo, la fluidodinamica è importante e abbiamo la legge di Leonardo, no? Nella fluidodinamica, sì, sì. Allora la leggo, la portata attraverso un tubo di sezione variabile resta costante, così che al diminuire della sezione aumenta la velocità del tubo e viceversa l'aumentare della sezione diminuisce la velocità del fluido. Sì, la velocità del fluido intendevo. Cosa vuol dire? Supponiamo di avere un tubo sezione variabile, un fluido che passa attraverso il tubo, dove c'è la sezione più grande la velocità è minore, dove c'è la sezione più piccola la velocità è maggiore. È un caso particolare dell'applicazione della conservazione dell'energia, teorema di Bernoulli, quindi però siamo già oltre, no? Siamo nel 1600. Bene, allora vediamo che cosa succede dopo. Ah sì. E questo è proprio un esperimento, in questo caso con l'aria, perché alla fine sempre fluidi sono, no? Quindi aria o acqua vengono trattati sostanzialmente allo stesso modo.
E vedete lassù quella specie di imbuto, no? È una sorta di esperimento, no? Prima virtuale, su che cosa succede. Cioè l'aria passa da questa parte, entra nell'imbuto e va a finire dall'altra parte, no? E la cosa interessante è che fa una sorta di calcolo, cioè lui divide l'imboccatura dell'imbuto in 16 parti, no? In modo da poter valutare anche quantitativamente qual è la velocità che poi esce dall'altra parte. Dicevo che della fluidodinamica veramente è stato un grande, e qui mi sono divertita a mettere a fianco alcuni disegni fatti da Leonardo e alcune cose che invece facciamo noi adesso, no? Ecco, queste sono le rappresentazioni in profilo, insomma, di cosa succede con un flusso d'aria che incontra un edificio, no? Quindi c'è una parte che lo supera, una parte che forma questa cavità, e questo vengono studiati per valutare la distribuzione degli inquinanti in atmosfera, no? Sono modelli, insomma, simulazioni, no? Sì, esattamente. Perché cioè, mi è venuto in mente dopo che ho visto questo, ho detto, ma io l'ho già visto sta cosa qua, no? E allora l'ho messo qui, no? Perché cioè, veramente mi ricordavano parecchio questo, che avevo già visto. Ma così anche questo, no? Così anche questi sono i vortici di von Karman con numeri di Reynolds diversi che creano questi vorticetti, insomma, è la stessa cosa. Oppure questo, no? Ecco, la galleria del vento, insomma, cioè, ci siamo, no? Ci siamo. Ecco, ma chiaramente lui che cosa fa? La cosa interessante che fa Leonardo è quella di non studiare in compartimenti stagni, come abbiamo detto, cioè quello che fa con l'acqua lo vede anche in botanica, no? E poi lo vede anche quando fa gli studi per i capelli nei suoi quadri. Questo è anche la forza, il fatto che non è settoriale, no? Riesce a spaziare da una parte e dall'altra trovando le analogie sempre da una parte e dall'altra. E qui, vabbè, qui era quello che succede oggi su un profilo alare, per introdurre che cosa? Per introdurre il discorso del volo, no? Non si poteva non dire, no? Del volo. Allora, il codice del volo, vediamo dov'è, eccolo qua. Il codice del volo, lui che a un certo punto si rende conto, no? Si rende conto di avere tutti questi studi sparpagliati dappertutto, un po' succede anche a noi, no? Scrivo lì e dopo butto là e dopo metterò a posto, è sempre peggio, no? Ecco, dopo non ti ricordi neanche cosa hai fatto. Ecco, lui succede la stessa cosa, e però a un certo punto nel 1505 dice basta, no? Adesso prendo tutto quello che ho fatto sul volo, lo metto in un quadernetto e finalmente riuscirò a far volare sto uomo, no? Ecco. E così fa, no? Sì, impiega alcuni mesi per fare questo, però insomma alla fine viene fuori il codice sul volo. Che cosa fa? Come fa a studiare e ad arrivare ad un'idea, insomma, del volo? Studia sostanzialmente tre cose. Una è la resistenza dell'aria, l'altra è la scienza del moto e dei venti, il confronto anche con l'acqua, l'altra è l'ala battente. Allora, per studiare l'ala battente lui cosa deve fare? Deve studiare prima di tutto come si muovono gli uccelli, no? Ecco, quindi si mette lì e cerca di capire come si muovono. E infatti lo fa, no? È questo. E allora che cosa fa? Semplicemente va a vedere che cosa fanno e come si muovono essi stessi. Ma è interessante, insomma, è interessante anche vederlo negli altri scritti. E oltre a vedere come si muovono nell'aria, lui che cosa fa? Va a vedere proprio l'anatomia dell'uccello, no? Vuole proprio vedere come è fatta l'ala dentro, no? Quali sono le giunture, no? Perché è proprio quello che lui deve capire e rifare, no? Perché se funziona con gli uccelli, insomma, funzionerà bene anche con gli altri, no? E allora cosa fa? Insiste, no? E non solo studia come battono le ali gli uccelli per capire, no, come si muovono, ma ne studia anche le traiettorie, dice quando devono andare di là alzano di qua, quando devono andare di là girano dall'altra parte, insomma le spiega tutte bene, no? Ecco, e in questo caso interessantissimo, ad esempio, è quello del baricentro, no? Lui prende il baricentro di questo uccello e dice quando è
allineato così in linea orizzontale, insomma, ha le ali uguali, no? Da una parte e dall'altra. Poi se vuole girarsi un pochettino così, tira giù un pochettino, no? Tira giù un pochettino l'ala e quindi piega da questa parte, no? Ok. Allora a questo punto è pronto, no? È pronto, dice adesso ce la faccio, no? Adesso ho capito e costruisco le ali, no? Costruisco le ali meccaniche, eccole qua. Tutte le spiegazioni su come fare quest'ala, che è un'ala battente, no? Deve proprio fare questa operazione qua, l'ala, e muoversi così, muoversi colà, insomma deve riuscire a far tutto. E a questo punto veramente è pronto, no? Veramente pronto, sempre nel codice del volo, qui sotto non si legge niente ma ve lo leggo adesso, no? Sempre se lo trovo. Vediamo. Eccolo qua. Piglierà il primo volo il grande uccello, sopra del dosso del suo magno cecero, empiendo l'universo di stupore. Empiendo si usa fama tutte le scritture e gloria eterna al nido dove nacque. Cioè proprio ci credeva fino in fondo, no? Ci credeva fino in fondo. E quindi che cosa fanno? Continua un pochettino con gli studi sulla resistenza dell'aria, no? Ha visto come funzionano gli uccelli e qui vediamo, no? Il caso del paracadute, no? Famosissimo, no? Che è stato anche ricostruito, no? È interessante che le ricostruzioni delle macchine di Leonardo vengono fatte proprio su questi disegni qua, cioè non è che c'è una spiegazione di più, no? Cioè è questo, no? Ecco, quindi pochettino uno si deve un pochettino anche arrangiare, insomma, però sono abbastanza esplicativi, no? Come disegni. Ma la cosa interessante in questo foglio, a parte il paracadute, è quello che c'è scritto nella prima riga, no? La prima riga che forse un poco si legge e c'è scritto: tanta forza si fa con la cosa incontro all'aria quanto l'aria contro alla cosa, no? E questo qua è il terzo principio della dinamica, no? Di azione e reazione, no? E che ovviamente lo troviamo come minimo un secolo dopo, no? Ecco. Bene, allora sul paracadute dice che cosa dà? Dà anche delle informazioni su come deve essere la tela del paracadute, non deve aver buchi, insomma devi cerarla un pochettino, anche ovviamente come fa sempre delle informazioni pratiche su come deve essere fatto, insomma. Ecco, un altro modo che lui si inventa per sfruttare la resistenza dell'aria è questa della vite aerea, che tanti ricordano come l'elicottero, no? Insomma, non è proprio così, perché questo è pensato da Leonardo proprio per sfruttare la resistenza dell'aria come se fosse una vite che si inserisce nel muro, no? Dice, ma io giro questo e pian piano andrò su, no? Sì, così. E tante volte le prime ricostruzioni sono state fatte in modo tale che qui ci fossero delle persone che girano, no? Che corrono in giro e girano e fanno girare questo palo, insomma. Di fatto non era proprio così, non era pensato per delle persone, era pensato con un meccanismo a molla che lo facesse girare. Infatti le ultime ricostruzioni sono con il meccanismo a molla. Eccole qua, no? Che non è che funziona proprio, no? Ecco. È bello da vedere, stupendo, insomma. Esatto. Un'altra cosa bella da vedere è la sfera, no? La sfera volante. Credo che questa arriverà a Palmanova, spero. Vorrei andare proprio a vederla se arriva. Sì, la sfera volante. Allora, questa qui è Madrid, credo, il codice di Madrid. Dopo magari l'avevo segnato anche più tardi. Sì, Madrid, primo 64 verso. Ha due disegni questo foglio, interessantissimi. Questo è la sfera volante, un altro che vedremo dopo. E dice, per la sfera, adesso vediamo, l'avevo annotato qua. Eccolo qua. Sia fatta una similventola, no, come qui figurato, e sia composta di zendalo, corde, canne, aste di diametro di braccia 20 o più, circa 11 metri, nel mezzo del quale sia collocata una balla traforata, no, fatta di cerchi verdi che siano dolmo, e sia detta palla con tali cerchi e sconcia a uso di bussola di calamita, e nel mezzo d'essa baglia sia un uomo, e sia tale strumento collocato sopra un monte al vento, e tale strumento si accompagnerà
col corso dei venti e l'uomo sempre starà in piedi, no? Sì, il tutto girerà, ma l'uomo sta sempre in piedi lì, no? A me ricorda tanto un giroscopio questa cosa, no? Giroscopio che ovviamente fu inventato dopo, no? No, con Foucault, almeno, ecco. Allora, a questo punto, che questa è la sfera, eccola qua, no? Sì, una ricostruzione che è stata fatta e che dicevo, speriamo che arrivi, no? Questa qui è, adesso lui dice, vabbè, ma ho studiato tanto gli uccelli, no? Cerchiamo di vedere, no, come funzionano. In questo disegno troviamo due opzioni. Questa qui è fatta di due persone, uno è questo e uno è quest'altro, e viene ricordato come il tandem volante. Eccolo qua, no? Ho riportato un pezzo solo perché era coperto da copyright anche questo. In questo caso qua, in quel caso là, c'è una persona sola, no, che è messa come un ciclista, no, come un po' una, ecco, che gira un po' questa bicicletta che ovviamente non era stata inventata al tempo, no? Ma la cosa interessante, questo non funzionerà mai, è pesantissimo, no? Come si fa a tenere su una cosa di questo tipo, no? Quello là forse un pochettino meglio, però la cosa interessante è quella specie di campanella che ha, no? Davanti, perché nel far questo lui si rende conto che le persone che stanno lì, no, devono, cioè, far forza, no? Pedalare, insomma, far qualcosa, muoversi così, e devono anche stare attenti a non cadere, no? Quindi non è che hanno tanto cognizione di dove stanno andando, no? Quindi utilizza questa campanella come un orizzonte, no? Come fanno adesso un po' anche i piloti, no? Quindi se suona, se batte, vuol dire che il batacchio, no? È andato dall'altra parte, quindi si sta cadendo sostanzialmente, no? Eccolo qua, un altro si evolve ancora di più e dice sì, ma gli uccelli non hanno solo le ali battenti, hanno anche le piume, no? E quindi lui che cosa fa, no? Sì, inventa questi sportellini sulle piume, no? sulle ali, che si aprono quando l'ala si alza e si chiudono abbassandosi, no? Sì, gli aerei in un altro senso, in questo caso gli serve per contenere l'aria e fare pressione sull'aria in modo tale da essere sostenuto. Ecco, la ricostruzione è questa, chiamata anche l'aquila volante. Vedete che ci sono tutti questi sportellini, non ce n'è uno solo, no? Su tutta l'ala, no? Questi sportellini che si aprono e si chiudono. No. No. Questo, ecco, è un altro, questa è la macchina volante di Milano, così chiamata. In questo caso c'è un uomo solo in piedi, no? È in piedi e lui si preoccupa molto di creare questo abitacolo, no? Dove l'uomo starà lì e con i piedi e con le mani azionerà le ali. Il meccanismo dell'ala è abbastanza complicato, no? Ed è questo, però è fatto in modo tale che ed è quello lassù, no? Fatto in modo tale che in una serie di corde carrucole l'ala, girando una manovella, l'ala si chiude e si riapre e oltretutto anche si incrina. Ecco qua, questo è quello che succede. Quando si gira la manovella può essere che l'ala quindi è aperta oppure viene richiusa. Se ne trovano tantissime di queste ricostruzioni. Questo è il nibbio. Il nibbio non era stato descritto compiutamente, è una ricostruzione fatta dal Museo Leonardo III ed eccolo qui. Questo fa proprio impressione, no? Ha anche la coda, no? Questo qua ha una cabina molto importante, no? Molto importante perché ci sono molti comandi da tenere sotto controllo, no? Insomma, quindi bisogna, ecco, perché non funzionano queste cose? Perché ovviamente la forza, l'energia che riesce a produrre un uomo non è sufficiente per tenere su tutto quell'ambaradan. Dovremo aspettare i combustibili fossili per riuscire ad ottenere qualcosa. Su quello ancora non c'era. Ecco. Invece che cosa aveva pensato? No? Alcuni pensano che avesse pensato ad un motore, no? Ad un motore in modo da sostituire oppure aggiungere all'uomo in queste operazioni, in queste invenzioni.
Questo è un motore a molla, no? C'è la molla che viene caricata e viene rilasciato man mano, vedete che la molla poi perde potenza, quindi c'è un rilascio graduale, no? In modo tale da muovere un pochettino le ali. Questo molto probabilmente non era pensato per un oggetto volante, ma per uno di quegli strumenti che aveva inventato per il teatro, no? Lui era anche uno che creava sceneggiature molto particolari, no? E quindi questi robot che si muovevano, no? Senza aver persone che li comandavano, erano veramente scioccanti, soprattutto al tempo. E qua lo troviamo un pochettino questa cosa, è stata inserita, qua si vede poco, comunque è stata inserita in questo punto, no? È chiamata anche la libellula meccanica questo, no? Però a un certo punto dice no, effettivamente non è possibile, no? Non è possibile, non si riesce, che cosa faccio, no? Provo con l'aliante, no? E infatti nel codice di Magritte, nello stesso foglio dove c'era la sfera volante, c'è questa immagine qua e dice sì, questa è della medesima natura che quella sopra, che era la sfera, e l'uomo tiene i piedi in M, no? Ti dice come deve mettersi, tiene i piedi in M, no? E poi cosa deve fare? E il busto in AB, no? Se il vento che viene per la linea H qualche volta, entrando sotto a uso di femmina con la sua vite, potrebbe qualche volta alzare H più di quello che del dovere, no? E allora l'uomo tiri la corda S, dice se si alza di qua, tira di là, no? Che torna giù, no? Tiri la corda S in basso e così facci con altre corde dove bisogna, e quando vuol calare tiri la corda S e si dirige verso terra. Ecco. Sì, esatto. È molto simile ai nostri, questo, c'era quasi, diciamo, ecco. Bene, abbiamo visto parecchio, no? Abbiamo anche esaurito il tempo, credo. Sì, esatto. Allora io a questo punto mi sono richiesta un pochettino, ma qual è cioè l'eredità di Leonardo? A questo punto sì, è stato veramente uno che ha precorso i tempi, ha inventato un sacco di cose, no? Aveva delle idee, il suo metodo che poi è stato perfezionato dopo, ma cioè, ormai siamo arrivati ad un livello con la tecnica, con la tecnologia, anche con gli studi, cioè, non è che ci servono effettivamente le idee, le invenzioni di Leonardo, no? E però, a parte che ci piacciono, quindi insomma ci piace vedere i disegni, sono carini, piuttosto che quelli del Ghiberti, insomma sempre meglio, no? Ecco. Però ho trovato un'ispirazione in questo libro che forse sicuramente l'avrete sentito, di Fithior Capra, La scienza universale, arte e natura nel genio di Leonardo, no? E vi volevo leggere quello che ritengo essere secondo me interessante, insomma, per questo che vi dicevo. E quindi nei suoi progetti di macchine volanti Leonardo tentava di imitare il volo degli uccelli in maniera così minuziosa da darci quasi l'impressione di voler diventare egli stesso un uccello, tant'è vero, abbiamo visto, no? Le ali, no? Erano così. A una delle sue macchine volanti in effetti diede il nome di uccello, e quando ne disegnò le ali meccaniche riprodusse la struttura anatomica dell'ala di un uccello in carne e ossa con una tale precisione e parebbe quasi un tale amore che spesso è difficile ravvisarne la differenza. L'intento di Leonardo non era cercare di dominare la natura, secondo la concezione che nel Seicento avrebbe sostenuto Francesco Bacone, ma imparare da lei quanto più possibile, no? Provava un senso di sgomenta meraviglia davanti alla bellezza che vedeva nella complessità delle forme, degli schermi e dei processi naturali, ed era consapevole del fatto che l'ingegno della natura era di gran lunga superiore alle invenzioni dell'uomo. E infatti dice, ancora che lo ingegno umano in invenzioni varie, rispondendo con vari strumenti a un medesimo fine, affermò, mai esso troverà invenzione più bella, né più facile, né più breve della natura, perché nelle sue invenzioni nulla manca e nulla è superfluo. Quindi alla base di questo atteggiamento di stima e rispetto per la natura c'è un orientamento filosofico che non considera gli esseri umani separati dal resto del mondo vivente, ma radicalmente inseriti nell'intera comunità vivente della biosfera e da essi dipendenti. Ecco, io direi che questo, 500 anni dopo, possiamo prenderlo, insomma. Ecco,
tanta passione, no? Dico tutto sommato grazie, è stato un piacere essere portati da Stefania. Chiara, interessante in ogni caso, anche per chi forse non ha nozioni specifiche. La ringraziamo tanto, un piccolo pensiero, piccolo, e devo dirvi una cosa piccolina da portarsi a spasso, grazie, è un grande impegno.